Con tutte le ragazze sono tremendo, le lasci la riprendo, la riprendo. Nessun cammino esiste, ma mi arrendo, nessuna come te. Buono! Grande Bettini, grande Pioleno, viva Radio 2! Baldini? Marco, ritorno in te. Caro Bozzi, fagioli! No, io no, pure per me. Bella! Non ho avuto voglia di parare. Diretto dalla sala B di Via Asiago in Roma, Fiorella e Baldini. Viva Radio 2! Il grande varietà radiofonico. Salve! Benvenuti amici! Ciao! Accomodatevi, buonasera! Viva Radio 2! Viva Radio 2! Pubblico! Pubblico! Evviva! Benvenuti! Oh, eccoci qua! Inizia Viva Radio 2, grazie, mettiamoci le cuffie. In diretta da Via Asiago. Allora, grazie pubblico, grazie, troppo gentile. Il pubblico è stato ben istruito oggi. Allora, iniziamo l'ultima settimana, caro Baldini, sì, di Viva Radio 2, ma oggi me ne sono accorto, non mi ero reso conto che questa sera saremo in diretta su RaiSat Extra, sul canale 120, ed è per questo che ci hanno messo anche il copriocchiaie oggi. Sì, è vero, sembravamo due mammole. Ci hanno messo... Eravamo seduti. Aspetta un po' Enrico. E ci tamponavano. Tra l'altro anche Enrico Cremonesi è stato tamponato. No, sì. non mi hanno messo il copriocchiaie. Sì. Allora, per l'occasione questa sera ci potrete vedere tutto quello che succederà in diretta. Sì, ora su RaiSat sarà Extra. visto. Stasera noi abbiamo tra l'altro gli unici autori famosi, perché solitamente gli Si autori vedono. stanno dietro le quinte, invece noi siamo come quei ristoranti che hanno la cucina a vista, no? Sì, è Eccoli vero. qua, i nostri... E infatti Ciccio Bozzi sembra un manzo. Abbiamo i nostri fornelli che sono loro. Eccoli qua. Dove va? Scusate. Allora, avremo degli ospiti pazzeschi oggi. Degli ospiti pazzeschi. Eccezionali, Avremo degli ospiti pazzeschi perché arriverà qui uno dei politici più, come dirlo, arriverà più... Sì, più affascinanti, diciamo, anche fisicamente. Affascinanti, pensa, io per me, tu, per te... Ma no, per sarà- me, si dice, dai, si dice. Vabbè che siamo vicini al Gay Pride, esatto, però, voglio dire, è uno che arriverà, Sì. adesso non c'è, ma se Sì. ci fosse, penso che le donne farebbero, perché Sì, piace, sì, devo dire, piace, come esatto. politico perché è bello. Sto parlando di Cicchitto. Quello con i capelli. Oppure no, Schifani, l'altro. Ah, Schifani. No, non ce l'ha più il riporto. Ah, no? Berlusconi gli ha detto adesso questo riporto te lo togli. Ah, proprio si era usato. Sì, perché lui in effetti prima Schifani gli partiva dal pelo delle ascelle. Erano se i lo quelli della girava. schiena riportati sul davanti. era. Esattamente. Ogni tanto ricordiamoci, siamo in TV. Ah, sì. E quando siamo in TV c'è più caldo. Sì, perché becco, ci vogliamo sono dirlo, fa più un fari. caldo Quindi micidiale. gradiremo i soliti fazzolettini che ci servono per tamponare. Sì, ho due trote sotto le ascelle. Così ci grazie. tamponiamo. Sì. Allora, non abbiamo detto che è il politico, no? Ah, no. È il capo, come si può dire? Io non sai di politico, no? di Io questo meno di te, partito, sì. di questo partito che è l'UDC, no? UDC, esatto. UDC. Unione UDC. di Centro. Unione di Centro. Ah, non era Democrazia Cristiana? No, no. Un tempo, sai, tanto tempo fa, ma UDC. adesso Io si pensavo sono- che era l'articolo determinativo siciliano UDC. Ah, Io pensavo. pensavo. Diciamolo, dai, diciamo il nome. Arriverà, sarà qui Pier Ferdinando Casini. Senti, non c'è e senti che ovazione ha avuto Sì, anche sì. adesso che non Sì, c'è. sì, sì. Ma la cosa più bella perché diciamo che battezzeremo
battezzeremo sì, invece un cantante, perché pensate la storia di un ragazzo che è veramente pazzesca, di un ragazzo italiano che è partito alla volta dagli Stati Uniti d'America e, come si dice, è andato a rubare a casa del ladro, cioè nel senso è andato in America e fa cantante in America, cantante diciamo nei piano bar a Las Vegas, così in inglese, quindi cantava in americano. È stato scoperto da due vecchi volponi e filibustieri come Michele Torpedine e Celso Valli, e ha detto: ma che ci fai qua? Torna di nuovo in Italia e noi lo avremo qui a Viva Radio 2. Perfetto. Non sei contento? Fantastico. Lo sai che siamo in TV, non possono vederci per tutto il tempo a mezzo busto. Alziamoci un attimo, via. E poi ti viene per un istante mi era venuto ho visto una cosa bellissima. Sapete che arrivano, ci sono notizie? Allora sì, vabbè, questo lasciamo perdere. Arrivano subito delle anse? Sì, no, Francia, Ségolène, si parla di Ségolène, e qui l'esperto Enrico Cremonesi. Non sei esperto di politica francese, scusa? No. Guarda che mondo, vabbè, questa di Ségolène la dico dopo, perché adesso presentiamo l'orchestra. Eccolo! Un po'. Bravo! Benissimo, Eccolo! Enrico Cremonesi! Grazie. Ma il fumo ci deve essere? Ci deve essere il fumo o sta prendendo fuoco qualcosa? No, è l'effetto fumo, perché hai visto mai? amici che ascoltate la radio, queste cose le potrete vedere questa sera alle 21:30. Consentitemi di fare un saluto, l'ho appena scorto. Sai che vuol dire scorto? Sì, visto. Bravo. Vedi, ho studiato. Ho ingoiato uno L'ho appena scorto in prima fila, Giovanni Galli. Giovanni, come stai? Dategli un microfono veloce. Sasa! Un sta Sasà, eccolo. Corri, guarda, ti strappo il permesso di soggiorno, te lo giuro, te lo ristrappo. Ridaglielo. No, Giovanni Galli mi ricorda a me veramente il cronista, il giornalista sportivo Giannini, quando tu giocavi con la Fiorentina. Perché Giannini una volta disse così, guarda, entrò, datemi una camera, che qui abbiamo la camera, disse, allora ci colleghiamo con Giannini da Firenze. Giannini, ci sei? Sì, io ci sono. La Fiorentina gioca una grande partita. Galli dice di no su tutti i palloni. Lui dice di no, la palla entra. Era meraviglioso. Fantastico. Come stai, Giovanni? Bene, grazie. È un piacere, poi soprattutto per Baldini, che insomma lui è Campione del mondo. Campione del mondo, Esatto. sì, Giovanni Galli dell'82. Devo dire, ti mantieni in forma, complimenti. Campione del mondo, per modo di dire, insomma, io facevo parte di quella comitiva, Non ha facevo importanza, parte di... non ha importanza. Sì, vabbè, ero il primo tifoso, diciamo così. Ma no, Perché stava davanti. Ero il più panchina, vicino di dove- tutti. Esatto. Quanti anni hai, Giovanni? Perché io non sono curioso proprio. Uno più di Faccio noi. quasi 50. Ma dai, complimenti, ragazzi, un fisicaccio stasera Vedi? lo potrete vedere su Esatto. su PT Uomo. Benvenuto, Grazie. benvenuto, divertiti. Dimmi. Ma te non sai di sabato Cosa? di... Ah, sì, abbiamo fatto no, una abbiamo serata. fatto una serata, ma c'era il suo idolo, io non l'ho mai visto. Chi è il suo idolo? Sì. Giancarlo Antonioni, Ah, e come sdraiato l'ha a pelle visto d'orso. si Si è sdraiato. è inginocchiato. Sì, si è sì, inginocchiato. Neanche San Crisostomo mi avrebbe fatto questo effetto. Mi sono San inginocchiato. Crisostomo, Sì, ma dove li tiri fuori? Esiste San Crisostomo? Sì, c'è. Sempre lì dalle tue parti? No, non lo so, l'ho Ah, letto. no. Però, sì. Io pensavo. Sul calendario. Vabbè, vogliamo cominciare? Giovanni, scusa, ma noi purtroppo abbiamo delle notizie. Dicevo, qual era la notizia di prima? Che ormai mi è sparita dalla... Ah, di Ségolène. Ah. Sì, Ségolène Royal lascia il marito. Capirai che ce ne frega a noi. Vabbè. punto. Françoise Hollande si chiamava. Hollande dichiara: per me non cambia nulla. Ieri era Ségolène, da oggi in poi sempre Ségolène. Che vuoi? Che vuoi? Certo.
Pensa Casini che in questo momento in radio Secondo me si sente sta in macchina, ascoltando, non viene mica. no, fa retromarcia. Sai, lui è un ex democristiano cattolico, Sì. Chiederemo poi tutto, se cosa ne pensa di, Sì, di tutte queste cose queste qua che accadono. Sì, i Gay Pride. Gay ad esempio. Pride, A proposito di Gay Pride, Sì. noi abbiamo un collegamento adesso Sì, con... due persone che ci sono state alla Gay Pride, che sono nostri amici. Vabbè, noi Esatto. facciamo così, no? Perché no, però Sì. ci sono le telecamere, quindi Esatto, si vede quello che si vedrà, Inutile, perlomeno esatto. si vedrà. Allora, no, questi Sì. due Amici che sono stati al Gay Pride sono gay, diciamo, sono gay, sono però gay, sono uomini. Però non sono di quei gay. Lo stereotipo che effeminato, Se uno è così. gay, non è che per forza che esatto, deve essere la baracconata. No, loro sono uomini, ma proprio Camionisti. Camionisti, Sì, sono sì, due sì. camionisti gay. Sentiamo un po' un attimo. Se ce n'è uno al ce n'è telefono. almeno uno, almeno Pronto? uno. Pronto? Pronto? Ciao Bardini, come stai? Ciao. Sei in forma, Bene, sì, sono in forma. Bravo. Allora, com'è andata? Siamo noi! Com'è andata quella manifestazione al Gay Pride? Io sono Romeo, Sì, tu sei Tu Romeo. chi sei? Io sono Giulietto. Eccola. Bello. Ma non ci avete visto sul carro sabato? No, su che Noi carro ci hanno no? certo, eravamo lì che parlavamo sul carro. Io me l'ho vestito da Ave Maia. Non mai visto? No, non t'ho visto. No, dopo il Gay Pride, no? Eh? Siamo andati tutti a mangiare alla trattoria del Gigino, detto lo sculaccia papere. Se siamo mangiati 1 chilo di pagliata e poi abbiamo fatto la gara dei rutti. Ah, è proprio una stato cosa- proprio romantico. Certo. Amo, vieni qua, famo naso, va, vieni, guardami, che fai? No, madonna, vabbè. Che schifo, guarda. È l'alito il Vai, problema. famo naso, mamma ce l'hai mia. tutto sudato. È tutto unto questo. Ma sai, con quei baffi mi puncichi tutto. Mi fai venire il brivido fino all'osso sacro. Sentite, ma chi ha scritto Ma sto dai, pezzo? avete visto qualcuno di famoso lì al Gay Pride? Ah, ecco. Come no? Io mi sono fatta la foto con Pecoraro Scanio! Non è Scania che sembra un camion, è Scanio. Mo che è finito il Gay Pride, siamo tornati alla normalità. Normali. La sera quando torno a casa dal lavoro mi levo i cartini e metto smalto rosa sulle unghie. Sì! E io sai che faccio? Gli soffio Ma che per farla asciugare. Che quadretto familiare, proprio. Io gli soffio! Ma che a soffiare! Si è mangiato l'aglio al ristorante, lo so. Lo sai? Sì. Io sul camion con rimorchio, perché Sì, io c'ho il camion con rimorchio. Il camion. Con rimorchio! Ho capito. Quante C'ho la foto sua sì, del mio amore. di Giulietto? A dorso nudo. Sì. Vabbè. Che è terribile. Immagino, il pelo che... E dietro a rimorchio c'ho scritta non rimorchiamo. E pensa a me, vero mo? Amo. Senta, ma voi andate sempre d'accordo, non litigate mai, immagino. No, aspetta. No, come no? Qualche volta litighiamo. Ah, ecco. Sì, però sempre per motivi romantici. E quali sarebbero questi Tipo, motivi romantici? Giulietto! È lì? Non alza mai l'asse del cesso, Ma dai. vabbè, scusa, allora tu che mi lasci sempre le mutande con le frenate in No, secca. ma non si vede, che bello, siamo anche in TV, dai, non è bello. No, però se volevo bene. Ho capito, ma insomma. Noi famo sempre pace. Bravi. Anche se purtroppo i vicini di casa, sai come sono qui. Ah, sì, vi trattano male? Non gradiscono. No, Non capiscono. ecco. Non capiscono che Sono noi ci retrogradi. volemo bene. Certo. Che importanza ha se siamo due uomini coi piedi? Vabbè, questo Che vuol è dire? punti di vista. Guarda, c'è la voce, tu. E ci dicono sempre una cosa. Cosa? Che ci dicono? Froci! Ci dicono froci! Ma non è bello dire queste cose sia in radio che in TV. È vero, perché noi sai che siamo, Sì. dicono, noi siamo gay, no! Questo... Uomini! E che siamo? Scusa, dimmelo tu! Tu un pirla sei, te lo dico subito. Ah, ok! Era Enrico sotto. Ma io non lo so! Vabbè. Ma come devo fare con questo? Sì, abbiamo saltato il riso, Vabbè. Che siete allora? Noi come siamo fuori? Noi fuori siamo come Bruce Willis. Ma dentro siamo come la cuccarina. Grazie ai nostri amici reduci dal Gay Pride, grande festa che si è svolta a Roma
sabato scorso, eccolo là. Ecco, questo è il momento in cui Pier Ferdinando Casini adesso ha fatto retromarcia Sì, è proprio, tornato e a se n'è casa. già andato, ha chiamato, ha detto non vado Impennava più. con la macchina. Assolutamente. No! Non ci posso, no, non ti vogliamo! Parata di stelle oggi, Questa è una sorpresa, amici radioascoltatori, voi non potete vedere. Ma è arrivato Pippo Baudo a sorpresa in questo momento. Sta salutando Baldini. Sta salutando Baldini. Baldini, 3 volte Ciao mi Pippo. saluta. Pippo, lo sai chi arriverà qui? Te lo dico subito. Sì. Arriverà qui Casini, arriverà Futuro. Capisci? tra Arriverà- poco. Sì, Tra sì. poco. Esatto. Capito? Arriva sempre in ritardo sto Casini, eh? Fa Cominci. sempre casini, eh? Ah, battutissima Allora, ragazzi. battutaccia orrenda. No. Bisogna, come Io stai? sono qua perché sono venuto a controllarti. Però Pippo, tu sei entrato mentre parlavamo di Gay Pride, sarà un segno? Raga, guarda, No, perché? Che ci stai facendo ho vedere? partecipato ma non mi hanno voluto. No, tu non puoi. Sul non carro, puoi. ti immagino. No, cosa ne pensi tu a proposito di questa situazione? Io Seriamente? so ecco, le Cosa ne pensi? Ma è possibile proprio Ma che... cosa dici, Pippo? Proprio la prima parola, anziché darmi il benvenuto, sono qui venuto perché tu fai la televisione. Quando fai la televisione devo esserci, devo controllarti. Ma Hai infatti ragione, è vero, tu sei venuto solo quando ci sono le telecamere. sì. Appunto, io mangio pane e telecamere. Lo so. Tanto abbiamo saputo che farai Festival di Sanremo, sicuro, ormai 100%, no? Farai di nuovo il cast come l'anno scorso. La 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 la. Pa, 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 para, pa, pa. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Perché sta- Pa. Galli! Era un po' floscia C'è però. Galli, hai visto Galli? Sì. Vabbè, Pippo, senti, ora quando arriverà Casini poi... vediamo un po'. parliamo, Li ne conoscete, lo conosci? Ci conosciamo penso da una trentina d'anni. Addirittura, lui ha 35 anni. Era 5 anni, me lo ricordo col triciclo. Addirittura. Eravamo iscritti tutti e due alla DC. Ma aspetta, Triciclo non doveva essere un partito che dovevano chiamare, no, veramente? Triciclo? No. Il triciclo. Io Sì, penso che devono dare un nome a un nuovo partito, ma non mi ricordo. La Era un bicicletta? era un- La bicicletta era di Prodi. Sì, era il partito di Prodi. Ah, no, quello era Prodi che va in bicicletta. E però al col posto del triciclo. fanale c'era la mortadella davanti. Era messa così, penso. Va bene, senti Pippo, tu adesso poi devi ogni tanto intervieni. Quando- Intervieni. Peccato che ti sei perso. Vediamo se abbiamo notizie. Su Pippo? Sì, Eccola, eccola, sì, vedi, sai che arrivi subito, c'è la ta. notizia su tutti i giornali che Gianfranco Fini lascia la moglie, moglie, Daniela, si chiama Daniela, la moglie, Daniela Di Sotto si chiama proprio. Sì, si chiama Daniela Come Di si Sotto. chiama? Non fare battute. No, no, Pippo. però io e Pippo ci siamo già... Allora, eccola qua, la notizia è qua. Gianfranco Fini lascia la moglie, però bisogna vedere se è lui che lascia lei qua. No, si lasciano, il comunicato Vabbè, l'ha fatto qui da dice Giulia lascia la moglie Bongiorno. Daniela Di Sotto e dichiara da oggi in poi quando dico amo la signora Di Sotto intendo la bonanza del secondo piano. Va bene. Dai. vabbè. Ce ne sono un 3-4 che sono di livello veramente... Proprio- Ma proprio per quello io le direi. Guarda, Infimo. senti questa. Dai, dilla. Scoperta la ragione del divorzio tra Fini e la moglie Daniela Di Sotto, lei voleva cambiare posizione. Secondo me ci chiamano. Sì, chiamerà, succede ci qualcosa, chiamerà. dai. No, vabbè, Gianfranco si scherza, bisogna prendere allegramente. Pensa a Casini cosa direbbe una battuta del figurati. genere, mamma mia. Immagino la faccia, guarda, secondo me se è in macchina si è tolto gli occhiali e veramente... Ti posso dire una cosa? Certo, l'argomento è delicato, eh. Sì, perché sai, noi ci scherziamo e ridiamo, Eh. ma dietro queste cose ci sono delle tragedie familiari. Dei drammi. Ci sono dei drammi. Tu, Ma perché Pippo, mi guardi sempre così? beh, te hai Perché mi fatto, guardi, hai scusa? fatto più divorzi tu che il Signore degli Anelli. Allora, elenchiamo tutte le ex di Pippo Baudo. Cominciamo. Scusa, Pippo. Adriana Russo, negli No, anni... mica è stata mia moglie. No, aspetta, la prima che... Ah, se facevi... No, aspetta, la tua Ma c'è moglie... la televisione? No, qua no. No. La mamma di Tiziana, diciamo. La Sì, mamma di Tiziana è Angela. Angela di cognome? Lippi. Lippi. Parente? No, omonimo. Ok, omonimo. Omonimo. Angela Lippi è stata la prima. La prima. La seconda? Ma tu dici delle relazioni? No, anche di cose... Relazioni sostenute, insomma, lunghe. Lunghe, poi? Beh, insomma, un'attrice. Chi? Un'attrice. Sì. Attrice.
Alida. Sì, Alida Kelly. Sì. Poi? È stato un grande amore Alida Kelly. Sì. Eravate su tutti i giornali. Sì, è un po'. Guarda, è diventato. La ama ancora. Perché... La ama ancora. La ami ancora. Alida, ti ama ancora il pippone qua. Voglio molto bene. Io voglio molto bene, le mie ex rimangono nel mio cuore. Tranne? Scusa Fiore, ma pippone in francese si traduce Ségolène? Non ho capito cosa. Non l'ha detta. Niente, non l'ha detta, è volata via. Non l'ha detta. Io ero Hai in fatto tempo... bene a distrarti. Ero distratto. Sì, meno male. Allora, voglio farvi un... Guarda che anche Ségolène si è separata. Sì, lo abbiamo detto prima, tu non c'eri, stavi per arrivare. Allora, volevo Altra dirti... attrice, poi ti ricordi? Chi? Sharon. Ah, sì, con Sharon Stone hai avuto qualcosa. Sharon. Sì. Però lì stavi ancora con Katia, è lì che Katia si arrabbiò. Perché tu hai fatto un po' lo scemino con Sharon. No, sono andati in camera. Sei andato in camera sua, vero? Sì. Ma vi siete baciati almeno? No, niente. magari. T'accavallava una No, sai cosa faceva lei sì. simpaticamente? Mi staccava gli occhiali e mi li puliva sempre. Ma Ora dai. io pensavo Ma fosse... come te li puliva? Sì. e io dicevo, ma che segnale sarà? Che segnale? Poi siamo andati in palcoscenico a provare e ha fatto la stessa cosa. Scusami, ha fatto... Alla Ma cos'è, un segno convenzionale? Guarda, Marco. Sì? E accavallava la gamba. Sì, sugli occhiali. No, in piedi. Tipo terzo cristallo. Enorme. Vabbè, stiamo toccando, devo dire, alte vette. Sì, proprio delle Pippo, vette. allora, siccome devi vedere Cremonesi, no? Gli ho detto, Cremonesi, stasera, nella puntata di oggi, pomeriggio, poi andremo in TV, quindi tu devi essere pronto. Se io ti dico, Cremonesi, tu devi essere pronto con uno stacco. Subito. E allora abbiamo deciso alcuni stacchi. Ora glielo chiedo a sorpresa. Cremonesi, ci sei? 3, 4! Morso dalla tarantola. Ecco. Bravo. Allora, vabbè, lasciamo stare perché sennò veramente c'è. Continuiamo nel programma, Pippo, perché noi ci abbiamo oggi da un sacco di cose. Veramente siamo un po' emozionati perché avere un politico come Pier Ferdinando Casini, cioè non sai da che parte, come prenderlo, non sai da che parte cominciare. Ma lui è simpatico. Poi la politica in questi giorni è un po'... Non se ne può più, ce n'è troppi veleni. Troppi veleni, carità. veramente. Prodi, quell'altro, poi le ultime dichiarazioni di Ricucci, le dichiarazioni di quell'altro, tutto viene pubblicato. Oggi nessuno si tiene un cecio in bocca. Niente. Tutto, ma come fanno a pubblicare queste cose segrete che dovrebbero essere segrete? Segrete, però, che segrete? Vabbè, ma noi che ci importa? Ma che ci importa? Ma che soltanto noi dobbiamo andare sui giornali. Allora, abbiamo una canzone, perché noi facciamo la radio, quindi mettiamo le canzoni, però quando mettiamo la canzone in radio la ascoltano, però in televisione stasera vi godrete il video, dobbiamo fare un video che io e Baldini faremo in diretta. La canzone è quella cantata da me e Giorgia. Allora facciamo una cosa, tu nel video fai me, io faccio Giorgia, ok? La canzone Ma la fate qua? Fate il video qua? Qua davanti. Signori, oh mamma mia. Allora mi c'hai delle, perché lui non si Oh mamma mia. 3, 2, 1, più! Uguale sarebbe ti amo se tu mi regali un po' d'allegria, se giro per strada in tua compagnia. Io più te, uguale sarebbe mettiamo che volassimo un poco più in alto noi, fai finta di togliere io e te, rimane più di così non posso, ho un po' di paura addosso. più di così, più di un sì, più di te, Più di me, più di noi, più che puoi, di più.
mixa! Io, tu, te, mi fai morire, mi fai soffrire. Basta, è finita! Bello sto finale. Ci siamo quasi. L'onorevole Pier Ferdinando Casini sta arrivando, si chiama Pier, come... Ma ancora sto vizio di toccare non ti è passato? No, ma eh? non gli è passato ancora. Ti è passato, eh? Faceva parte Sì, della scenografia. Però sempre Eravate una bella coppia, eh? Sì, di Attenzione fatto. Pier Ferdinando. Pier Pier Franco, lo stavo chiamando Pier Franco. vabbè. Allora, Pier Ferdinando Casini dichiara: sono cattolico convinto, in macchina ho la sacra rota di scorta. Vabbè. Ragazzi, questa veramente Gino e Michele ce la prendono e Questa è buona, questa è buona. È buona, ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Cos'è? Sì, allora è da un tanto po' che che non non ci lo facciamo, colleghiamo. sì. È un po' che non ci colleghiamo. Stavo inciampando sul È filo. un po' che non ci colleghiamo. Sì, una perché grande televisione. C'è una grande televisione, Pippo, Sì. che si collega solo con noi. È una televisione che ha sede in Calabria. E dove? Dove? E non lo so, Adesso sinceramente non mi ricordo. una zona, Una zona remota della Acropani. Cropani. Esattamente, un Acropani, paesino che sì, si chiama sì. Acropani. Adesso ci colleghiamo. Pronto? L'intrattenitore. Sì, sente, sì. Pronto? Pronto? L'accento calabrese lo sa fare oggi? Ci posso spiegare? C'è qualche difficoltà? Ma lei ha difficoltà No, proprio a non si vivere, capisce per- quando parla. Non sono capace di fare l'accento calabrese. No, ma non neanche il toscano No, puoi fare. neanche Io non sono capace di fare niente. vabbè, dai. Lo sappiamo Dovete purtroppo. chiamare il direttore. Chiama Senta, il direttore. Lei intanto intrattenga, ci dica qualcosa. Vabbè, cosa vuole che vi racconti? non lo sa Vogliamo fare. parlare di filosofia, vogliamo parlare di storia della letteratura. Non c'è cosa proprio vuole che vi verso, dica? non riesce a Qualsiasi farlo, cosa. sì. Io parlo di qualsiasi cosa, guardi. Non c'è assolutamente problema. Vai, continua, vai Però avanti. questo deve arrivare, perché sennò mi mette veramente in difficoltà, capito? Guarda che è qua, capito? Lo fa apposta e non parla, capito? Bene, ci racconti... Prende! Eccolo, direttore, buongiorno. Sogno che... Allora, ci siamo? Sì, Ci siamo. ha cambiato... E l'aiuto direttore. Ah, questo è l'aiuto, direttore. Allora, siamo pronti? Allora, Bene. noi siamo la Calabrese, che oggi siamo in diretta su Rai Sat Reggio. Ma anche voi, dai, che programma fate? Noi facciamo il Festival di Castrocaro. Guarda, io non vorrei spegnere i vostri entusiasmi, ma lo fanno da 30 anni il festival. Sì! Lo fanno alla Rai. lo Alla Rai! Madri! Io non sono! fanno. Perché Bergamasco ora? Ricordati, sei calabrese. Allora, Lo fanno già da un sacco vuoi di... sapere come si fa il Festival di Castrocaro? come lo fate Allora, voi, Castrocaro? Prendiamo il trinciapolli, Sì. poi andiamo da uno Sì. e gli diciamo: caro, vieni un attimo qua che non ti facciamo niente. Certo. Anche oggi la fate la ghigliottina? Come no, facciamo la ghigliottina bilama. E com'è sta ghigliottina? Allora, la ghigliottina bilama, la prima lama gli fa la barba Sì. e così il malcapitato si illude. no? cioè, Dice, si illude. beh, Meno la seconda invece, il malcapitato diventa decapitato. Ho capito. E ce l'avete oggi questa Sì, ghigliottina ce bilama? l'abbiamo. Sì. Vai con la sigla. Buongiorno. Buongiorno. Sono sempre io. quello allora di qui. perché mi dice buongiorno? È così, inizia un altro segmento del del programma. programma. Chi vabbè. ci avete lì? Qui ci abbiamo Pippo Baudo. Ma dai, Sì. non ci credo. Lo conoscete voi? Se lui dice io sono Pippo Baudo, deve dire io sono Pippo Baudo. Sentiamo. Io sono Pippo Baudo. Pippo, quelli della Calabria sono un po' scostumati, lo so. Sono scostumati. Scusa, direttore. Scusate, erano anni che volevo fare questa Lo cosa. so, immagino. Tanto un Direttore, imitatore. lei è un cornuto. Grazie. Detto di cuore proprio. Sì, è stato bello, vogliamo rifare? Allora, siamo Il pronti? primo concorrente c'è? Sì. Allora, il primo concorrente, se lo trovo vi dico In un... fondo alla pagina? Eccolo qua. Eccolo. Allora, siamo qua, arriva da Pachino. Pachino. Sì. Ok. Pronto, Sentiamo. buongiorno. Buongiorno. Sono di Pachino?
Ma lei è di Pachino o di Pechino? Appunto. Pacchino con la A? È un cretino, non lo No, sa è che è un in cretino, Sicilia. non lo sa, non lo sa. Allora, niente, perché parla cinese. Minchia, va bene così, Va bene, meglio. va bene, va bene. Allora, Vale, siamo abbiamo pronti? fatto proprio- Vi do gli indizi. Ecco, gli indizi per la parola misteriosa, Sì. sentiamolo. Viola, maggio, boccioli, botticelli la- e rondine. È la primavera, dai, è facile. È il ristorante cinese? Un cretino. Un cretino. Sì, è gileppato, proprio totale. Perché ha detto ristorante Niente, ha cinese? sentito rondine, che vede? Ah, sì. Ha pensato le cose. Mi spiace, ha sbagliato, metta la testa qui dentro. Simula che siamo in televisione, simula. Simula la ghigliottina. Io simulo la mannaia, uno, Vai, due, tre, via. sentiamo. Ecco. Sei arrivato? Mi è arrivato, si fa No, sei Non morto, puoi parlare, devi sei parlare. morto. Scusa, io la vedo la testa in terra che continua a parlare. Ma io non lo so. Sto agonizzando. Ok. Vabbè, se n'è andato. Ne Abbiamo- avete- Il sì. secondo c'è? Sì. Bene. Allora abbiamo il secondo, arriva Sì. sempre dalla Sicilia, in provincia di Catania stavolta, Sì, viene ed è precisamente da Lingua Glossa che Ah, lingua glossa. Lingua glossa. Allora, buongiorno, come Sì. si chiama? Buongiorno. Lo sapevo, ma avrei scommesso i soldi sopra. Cosa fa della vita? Io faccio il degustatore di caffè. Vabbè, è cretino, lingua glossa, sta facendo la lingua glossa. Sì, vabbè. sì, non so, ci avevi messo Allora, i gli soldi. indizi sono viola, maggio, boccioli, botticelli e rondine. Primavera, dai. La primavera. Oh, La bravo. primavera ha Sì. detto, purtroppo ha sbagliato. Ma come ha sbagliato? Non è la primavera, non è la primavera. Ma come no? Allora io dico, intanto decapitiamo a questo, metti Vai. la testa qua. Vai! Allora, adesso me lo deve spiegare però. Allora, ve lo dico io. Viola. Allora, no, prima ti dico la risposta esatta, qual è? Ah sì, già è vero. Dimmi, qual, qual è era? la- Qual è la Me lo risposta? faccia chiedere da Baudo. Vada a Baudo. Qual è la risposta esatta? Questo scopri un'altra volta. Dai! Questo si chiama tormentone. Sì, tutta la puntata adesso. Allora, la risposta esatta Era? è Valeria Marini. Ma come Valeria Marini? Avanti, Viola. va. Viola perché Valeria Marini quando stava con Cecchi Gori tifava viola. Ah, già, Ah, giusto, questo Poi, potrebbe essere. Maggio. perché è nata il 14 maggio. Vabbè, anche questo. Boccioli. Perché c'ha due bei boccioli. Vabbè, ok. sì, questo. vabbè. E allora Botticelli perché è un fisico botticelliano. No, Botticelli perché un paio di botticelli. Ora mi daremo spieghi, scusi. volentieri. Rondine. Rondine? Allora, dovevamo scegliere Sì. fra rondine e passera e abbiamo scelto Ok, grazie alla TV calabrese. La risposta è giusta, hanno sempre ragione loro. La risposta che ci vuoi fare? Io ti consiglio di dire pochissime volte il tuo nome oggi, perché vista oggi l'aria non lo che dico, tira non lo qua. dico più, non lo dico più, manco se mi ammazza. No. No, dicevo, adesso abbiamo la pubblicità. Sì. La pubblicità, quando c'è la pubblicità in radio e in televisione non so cosa succede. Che succede? C'è la pubblicità in televisione pure lì? Sì. Ah, non c'è la pubblicità, solo qui c'è la pubblicità. Dobbiamo Ok. coprire noi la pubblicità. Potresti coprirla tu se Dobbiamo vuoi. coprire. Allora, quanto tempo è la pubblicità? 50 secondi. Pippo, cosa puoi fare in 50 secondi? Canto. Cosa? No, Donna Rosa è troppo No, facile. Donna Rosa non se ne può se più. ne può basta, più, dai. veramente. Cosa? No, ma quella è ormai diventata sua, la facciamo? Canto... Il Vai, rap non canta. è Vai. Vai. Signore, intanto pubblicità. Vai. Canto anche se Bevo. sono stonato perché Cara, letteralmente impazzito bellissima sta versione. per te. Senti, canto Sento così sottovoce perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina perché, cara, temo di farmi sentire da te, ma da quest'oggi ho deciso di cantare. Mi piace di nuovo la shot e come una bella del ring iniziamo a diventare distinti. Disgraziate nel finale. Mannaggia. Siamo in onda, Pippo. Siamo tornati in onda dopo la pubblicità. Quelli della radio si sono persi un duetto Fiorello Pippo eccezionale. Però questa sera
dovete venire a vedere su Rai Sat canale 120 questo momento incredibile. Fiorello. Sì? Si è vendicato giustamente. Allora, Eccoci. si è vendicato, ma ha fregato, ma io ho detto Fiorello sì, porca miseria. Però la prima della Calabria è stata bella, la prima è stata proprio... Posso avere dei tovaglioli di carta perché... Sì, un asciugamano. Sì, o se no anche un telo da bagno. E un lo guardo. secchio, grazie se Sì, possibile. perché veramente siamo... Fa caldo proprio. Allora, grazie. No, faccio da me perché no, essere tamponato, signorina, mi perdoni, grazie. Faccio io, mi lasci... signorina, Io invece mi faccio tamponare venga, volentieri, ci Ma grazie. no, hai visto come si chiamano questi fazzolettini? Come? La marca? No. Come Vladimir, Luxana. Ah, Luxa. Allora, Grazie, ci siamo signorina. ragazzi, vero? Sì. Avete provato quella chiamata lì? Allora signori, sta per arrivare, anzi sta per entrare, le porte si aprono. Signore e signori, Pier Ferdinando Casini! Eccolo che arriva! Sta fendendo la folla. Buongiorno, vuole mettere la cuffia? Eccolo. La cuffia, sì, si sente meglio. Allora, come va Pier Ferdinando? Bene, grazie. No, perché magari qualcuno oggi sa, gli imitatori sono tanti, no? Poi soprattutto in un programma radiofonico dove nessuno ci può vedere. Dove nessuno ci può vedere. Pippo! Ma c'è un imitatore di Sì, c'è. È Neri. Bravo, Marco Re. Neri Marco Re, lo fa No, benissimo. oltre Marco Re c'è un altro ragazzo a Paria, sembra il bagaglino. Non lo so. Questo lo sai tu, Pippo. Non lo so io, c'è. Senti, voi mi Ma hai perché detto mi prima... devo mettere sta-affare? Perché si usa qua nella radio. Scusa, non ci possiamo sentire senza l'affare? Sì, No, sì, ma se lo questo fa, però come senza l'affare? Senza quest'affare qua in testa? No, ma è meglio la testa lasciarla coperta. Come la chiamo, onorevole? Io mi coprirei. Come si chiama assolutamente? Onorevole, no? Onorevole. No, chiamami Pier Ferdinando. No, non mi permetterei vorrei mai. essere intimo con te, No. Vorrei essere intimo. No, poi dopo che ho saputo che hai partecipato al Gay Pride. Sì, ne abbiamo fatto uno anche qui 2 minuti fa, infatti. Che ne pensa, onorevole, dei politici che hanno partecipato al Gay Pride? No, io penso che così ci sono omosessuali come te che vivono la loro condizione con dignità e che io apprezzo molto, e ci sono altri che fanno ostentazione che non mi piace. Le ostentazioni, diciamo la baracconata, no? Sì, Diciamo, la baracconata è una buffonata. Giusto, quello No, secondo è anche io la penso offensiva anche verso la condizione di tanti omosessuali che non hanno nessuna voglia di fare baracconata. Hai questo punto di vista. Che ne pensi? Baldini, non fare baracconata. No, io infatti sono quello nascosto dei due. Senta, noi dobbiamo fare un gioco, dobbiamo fare un gioco, lo so, no, che però, brutta roba. No, la deve prendere con spirito. Guarda, qui è passato Bertinotti e ha fatto di... Signorina? Che ha fatto? Scusi, i fazzoletti. Me li riporti. Allora, Lasci qua i Luxuria, per favore. Luxuria. Lo conosci Luxuria? Che certo. rapporto avete? Ottimo. Ottimo. È un collega parlamentare, un collega. No. Andate tutti d'accordo lì, sì. Ma no, siamo in buoni rapporti, abbiamo un rapporto di cortesia, una persona molto perché cortese. delle volte, no, magari ci sono le varie bagarre politiche che Ma sono guarda, fatte andiamo davanti... d'accordo come tu e Pippo Baudo. Cioè, che... Noi andiamo d'accordo, ci vogliamo bene. Appunto, perché delle volte i politici magari se le danno sui giornali davanti alle telecamere, però magari poi quando ci si incontra, bello, ci sono avversari politici che si stimano, ci sono amici che si detestano. Un avversario politico che stima? Subito la trappolona. Rutelli è un avversario politico che stima. Però. E ci sono amici che si detestano. E ci sono? Amici che si detestano. Un amico che detesta? Uno è... è troppo facile. Uno solo. È troppo facile. Ho capito, Piero, ho già capito. Dai. Senta, Berlusconi. Sì. Cosa? Non ho capito. Aspetta. Arrivano ansie. Ansie. Allora, Berlusconi una volta, lei ha dichiarato che se avesse... Da qui ci ha dato lei lo spunto per fare un gioco. Ha dichiarato: se io avessi, ha detto lei, 3 televisioni, anch'io potevo essere come Berlusconi. L'ha detto, sarebbe potuto essere. Sarei più competitivo. E lui ha, ha risposto: se io avessi 3 casini sarei un papone. È una battuta. È carina. Facciamo questo gioco. Lei può rispondere sia seriamente, può prendere lo spunto per rispondere seriamente, o se no, se riesce, insomma, chiede domande. Ok, il gioco è se lei avesse.
Ok? Io le Cosa? dico, ora glielo dico. Man mano io dirò, se lei avesse... E poi quello che Tra le televisioni sottinteso in tutto o no? No, altre cose. Allora, anche. cominciamo. Il gioco del... L'avevi preparato lo stacchetto? No, ma Cremonesi? lo fa ora, dai. Il gioco del... Se avessi... La musica degli anni 80. Se avessi... Se lei avesse. Tu non l'avevi preparato per il se avessi. Però va bene, L'avevi preparato per il Ma se avrei. Pippo, tu che sei se il re avrei. di varietà, va bene o no? Va bene, va È un bene. po' va forte, benissimo. è un Se po' avessi, forte. fa bello, Allora, forte, cominciamo. dai. Se lei avesse la Mondadori, E allora? Leggerebbe. così, che farebbe? Lo so. Ci pensi? Ma lei no, ma avesse che la devo Mondadori- dire? Se Se avessi la Mondadori- Mondadori avrei una grande casa editrice. Che devo dire. la risposta è normale, Normale. perché si comincia così. Se lei avesse un vulcano in giardino, Scapperebbero le Dai, tette. dai. no, sono No, carina, bella. avrei problemi per Caterina, chi è Caterina? mia figlia. Sua figlia, certo, col certo, vulcano. Vedi? vulcano in giardino. Hai visto? Ha risposto Comincerebbe già. a crearmi qualche problema. Se lei avesse un fratello che ha un giornale, cosa farebbe? Mi preoccuperei seriamente Sì, perché? per il giornale. Ho capito. Se lei avesse una moglie che spedisce una lettera a Repubblica, lo deve rispondere ormai. Beh, comprerei Repubblica per Per leggere. lei. Se lei avesse voglia di scrivere canzoni, Andrei dal mio amico Bibi Ballandi, le faremo assieme. questo è bello. Se lei avesse un figlio maschio, lo chiamerebbe Pier No, Fiorello. Fiorello. Pier Fiorello non è male. Se lei avesse come amico Putin, ecco qui, cosa Sì. gli direbbe? Beh, insomma, mi farei allacciare il gas di Ah, casa per essere Questa è sicuro. molto- questa è bella, Questa è molto? È bella, Ti è piaciuta? mi è piaciuta. Se lei avesse 20 centimetri di meno, come altezza... Mi metterei i tacchi. Cosa? Mi metterei i tacchi. Ah, davvero? E se lei avesse Bondi come consigliere? Amo Bondi. Davvero? Sì. Se lei avesse una Come ama figlia... Bondi? No, aspetta. Amo Bondi, mi piace, una persona così amabile, così dolce, mi piace. Beh, vedi, mi piace. Questa è ora... Magari. Ora Ecco, andiamo se avessi sul... Bondi Certo come che consigliere, sti tipo lì magari. so bugiare. ma lui è poi democristiano. Pippo, Lui tu poi- ne dovresti sapere qualcosa. Senti questa qui è di attualità. Se lei avesse al telefono Ricucci, Sì. cosa gli direbbe? Lo so. Passami tua moglie. No, No, Ah sì, passami tua moglie. Geniale, sì, sì. Passami tua moglie. Sì, Ma non è carino da parte vostra. mi sembra la parte carina. Vabbè. Guardiamo in faccia la realtà. Vabbè. Eh. Se lei avesse fatto un trapianto di capelli, Chiamami. Pippo, Chiamami. Andrei da Pippo per fare la verifica del tessuto. allora, Sì, ma- se lei immagino. avesse la possibilità di essere il leader del centrodestra, cioè questa è Vincerei le elezioni. questa te l'ha tirata subito. bella, come mai? Perché penso che vincerei le elezioni. Sì? Se adesso facessero delle elezioni vincerebbe il centrodestra in questo Sì. momento? Di quanto? Di brutto? Di molto. Di molto. Come mai il centrosinistra ha avuto questo tracollo allora? Beh, perché credo che questo governo stia Eccoci. sull'anima di tutti gli italiani. Stia su? Sull'anima. Cioè? Sull'anima. Ho detto anima perché tu sai che ho una certa, ma se fossi Fiorello direi qualche cos'altro. Sì. Tipo? Balle? Ha detto che Col vincerà P. il centrodestra. Se trovo la quota ci metto 100 euro e poi vengo da lei. Se trovo la quota, fanno le quote, sì, ci ho metto un capito, centino. vediamo. Ci metto. Cosa c'era un'ansia di Berlusconi? No. Come va con Berlusconi in sto periodo? Benissimo. Ci siamo visti alla sfilata del 2 agosto, del 2 giugno, della festa della Repubblica. Il 2 agosto cos'è? No, il non 2 è il agosto è Gay una data Pride, triste, no? il 2 agosto è una data triste, no, ma no, c'è sì. una sfilata di altro tipo, ma Ah, è una sì, data sì, triste. Quindi si è confuso Della mia due. città. Sì. Ah, della sua città. Vabbè, sì, ok. Sì, sì. Sì, Io non so più cosa chiederle, sa? T'ho Non so più- disarmato. Fortunato? No, T'ho no. disarmato. No, ma non è che va disarmato, perché ho visto che si preoccupa a dare delle risposte, Ma no, si preoccupa, scusa, che risposte devo dare? Che risposte devo dare? Se lei capiva lo scherzo un po' com'era, si poteva fare. Ma Se ad ogni cosa viene travisata. se ad che esempio cosa io- che dice? No, Viene travisata, poi Pippo, glielo difendimi. Ma no, ma Per no. fortuna qualche democristiano che mi difende, cioè, Pippone mio. Ma no. Alla fine il Pippo nazionale ti salva sempre. Comunque su Casini c'è da dire una cosa, è stato il primo politico
fotografato anni Nudo. fa, Sì, il mi primo. stavo cambiando di costume. No, sì, esatto, sì. è stato nel momento Dell'asciugamano. del passaggio dell'asciugamano, quando si incrocia per chiudere, è stato beccato e ci fu il famoso gratta e vinci, no? Perché vi ricordate che fecero il gratta e vinci? Beh, dobbiamo dire sì, che all'epoca si parlò. Però onestamente stava bene. E infatti, appunto, infatti Luxuria ha dichiarato: fu lì che decisi di scendere in politica. Di scendere in campo. Di scendere in campo. Dimmi, la misero su tutti i giornali. Tutti no, i giornali. Guarda, la foto è veramente divertente, è bella. Bella, sì. Tu pensi se lo fa Giuliano Ferrara? Che... No, ma lì. Ma ce l'ha quella foto? No, non l'ho l'originale, conservato, non l'ho conservato. perché poi nessuno ha potuto vedere realmente, no? No, l'originale non l'ho mai avuto. No, perché è stata sempre perché la parte è stata sempre coperta, devo dire. Sì. Ma che vuoi dire? Però ci sono delle leggende. A dire il vero no. No? Si vede che sei mal informato. No, io me la ricordo, si com'era? vedeva piccolino ma c'era. Allora, quasi invisibile, ma c'era. vi dobbiamo interrompere perché c'è una notizia e poi arriverà da noi questo cantante di cui vi parlavo prima, che si chiama Henry Cifiello. Il nome non dice proprio che è italiano, proprio Cifiello. Proprio. Allora, però c'è una notizia, è stato chiuso l'aeroporto di Linate perché 3 ore. Per 3 ore per i conigli. Le lepri e i conigli che vivono proprio lì vicino alla pista di atterraggio. Allora noi abbiamo la fortuna di avere un coniglio in linea. Sì. Farò un'intervista io a un coniglio. Ho visto uno qua in studio che si assomigliava abbastanza. Che adesso dovrebbe essere già in zona. Il coniglio c'è, è già là. Allora vado nella zona coniglio di là dalla Palombelli perché è uno dei pochi conigli che non è stato catturato. Esatto, perché la Palombelli che lavora qui c'è una specie di, come possiamo chiamarla? Piccolo zoo, che tiene lei lì con tutti questi animali strani. Adesso andremo a vedere, andiamo dalla Palombelli. Allora mi devi dare il tempo di andare. Perché il coniglio è là, non può suonare, ma loro possono suonare. Glielo faccio io, non può suonare. Uno stacchetto, glielo dico io. Stacco coniglio non c'è. No, non c'è. 1, 2, 3, 4. Vai. Funziona. Stacco coniglio. Funziona, Allora vediamo se Fiore è già arrivato in zona coniglio. Marco, mi senti? Sì, ci sei? Sono già qui, sono qua, è una cosa incredibile, non ci puoi credere, ce l'ho davanti. Sì. Ce l'ho davanti. E com'è? Sono con questo coniglio clandestino, eccolo qua, è un coniglio dal muso nero sì, mi ricordo Montagne Verdi. E dal pelo bianchissimo, peserà almeno 70 kg. Grosso coniglio. Saluti coniglio. Allora non è un coniglio, è una lepre. Che ha detto il coniglio? Chi è che parlava? Era Pippo Baudo. No, ma non ho risposto io, però non vale. Non vale perché non ho risposto io. No, mi dispiace, questo non lo metto in conto. Questo non è in conto, va bene. Vabbè, allora dicevo, il coniglio ha il pelo bianco, ma ti ha detto qualcosa? Cosa ha detto, scusa? Ah sì, mi ha corretto, dice che il suo pelo è nero, però noi lo vediamo bianco perché è completamente ricoperto di forfora. Ah, ho capito. Ti faccio una domanda. Sì, senta, coniglio, come mai lei è stato, diciamo, non è stato catturato? Infatti, come mai? Ecco, risponde. Allora dice che lui non è stato catturato perché lui non è un coniglio, ma è un coniglione. È un coniglione, cioè, che è grosso, un gran coniglione. Ecco, e cosa ci fa un coniglione all'aeroporto di Linate? Ma sai che sta mangiando una carota in questo momento, veramente? È vero. Allora, un attimo, cos'è che dicevi? Cosa ci fa un coniglione all'aeroporto di Linate? Glielo chiedo, senti, coniglione, cosa ci fai all'aeroporto di Linate, coniglione? Ah, dice che era stato assunto come steward dall'Alitalia. Sì. Poi la compagnia aerea, per risparmiare, ha pensato di sostituire degli steward con dei conigli, capito? Però sai come sono fatti i conigli? Quindi figurati i coniglioni. Immagino. In meno di un mese avevano messo incinta 35 hostess. Ecco, appunto, quello pensavo. E allora hanno messo li hanno messi tra gli addetti al check-in. E va meglio lì che adesso al check-in? Non glielo chiedo, senti coniglione, va meglio al check-in?
Ha sentito? Mi sta alitando di tutto. Sì, lo so. Dice sì, che per qualche giorno è andata meglio, poi però ha dovuto imbarcare una decina di conigliette di Playboy e lì non ci ha più visto. Certo, immagino. È uscito il coniglione che c'è in lui. È un gran coniglione, quindi ricordiamo. quelli che scorazzano ora per la pista di Linate sono tutti i suoi figli last minute. Quelli fatti al volo. Sì, valgono anche punti d'oro per la carta 1000 figli. 1000 figli, ho capito, sì. Ancora 100 punti e vince il trolley, ci sei? Senti, coniglione, guardami bene, come fai a vivere all'aeroporto di Linate? Ecco che risponde. Dice che sopravvivi come fanno tutti quelli che lavorano a Linate, tutti, cioè gran parte che facevano niente, prendono quello che gli serve direttamente dalle valigie dei passeggeri. Ma pensa un po', ragazzi. Proprio... Dice che una volta ha aperto anche la valigia di Casini. Di Casini? E cosa c'è trovato dentro? Aspetta, coniglione, cosa c'è trovato dentro? Che ha detto? Allora dice che c'è un regalo di Mastella. Cos'era? È un paio di boxer. Dice che proprio dietro, sulle due natiche c'era scritto, in una a destra, nell'altra a sinistra. Ecco, e davanti c'era scritta io centro. Grazie al coniglione, quel gran coniglione che era lì con te. Coniglione di 38 anni. Oh, signore. Caro mio Dio. Casini, qual è la cosa più trasgressiva che ha fatto in vita sua? Ne sa cos'è Ma che non lui... ho fatto mai nessuna. Ma una cosetta l'avrà fatta, andata, si è sono fumato uno andata anche- spinello da ragazzo. non Beh so. sì, quello l'ho detto. Ma dai, Spinello dove? da ragazzo. Ma vero? Che tipo di spinello? Cosa usava? Non mi ricordo, avevo 15 anni, con gli 15 amici anni? sui colli bolognesi. Ma dai, con la 50 Special magari. I famosi Luna Pop. Avevo il motorino Mr. College Prototipo. Tu Quale? te lo Mister? College Prototipo. Tu Il te lo college ricordi? pro- o no, il Mr. College Prototipo, te lo ricordi? Mr. o no? College, lo ricordo perfettamente. Vedi. Però vede però che le cose non cambiano, no? Non cambiano, cioè nel senso, i ragazzini si facevano le canne allora, se le fanno oggi, uguale, però oggi la cosa sembra più... No, beh, Forse non è perché... così. No, è così un po', No, un po', non un è po' così. esagerata. Non così. è così Ecco. perché allora era una cosa che poteva valere per una persona, 2, 10, 100, oggi è tutto moltiplicato sia in quantità, sia in durata, sia in intensità, sia in abitudine. Cioè una volta poteva essere la sciocchezza di una serata. No, e questa è la realtà. Secondo questa me è la realtà, si- sia nella diffusione. No, Si non è sono vero che se ne parla moltiplicati di i più. mezzi di comunicazione, No, no. quello è il problema. Quindi se Io ne non parla credo molto che di sia più. così. Non credo che la cocaina si consumi quello. oggi quanto si consumava 30 anni fa. No, quello Penso no, che la sia cocaina è completamente vero, cocaina è cambiato. vero. è vero. Cocaina è Noi vero. parlavamo più Beh, sulle lo cose spinello dello è un'altra cosa, ma è Sì. comunque a volte una premessa poi per altre epiloghi. Insomma, non è Fiore, che- morale nascondi il fumo, perché qui se no... No, ormai beh, no, 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 scusate, no, io basta, su sì. questo faccio una battaglia Ecco, qual è la sua quotidiana con le battaglia? mie figlie. Io Cosa credo- dice ai suoi figli? Io do. Naturalmente non so se mi ascoltano, poi, perché questo, come sapete, gli ultimi a sapere certe cose sono i genitori. Però io non credo che sia giusto avere indulgenza su questo. È sbagliato, è vero, noi possiamo sapere che ci sono diverse intensità, diverse pericolosità, però tu ai figli dai un messaggio chiaro e inequivoco. Se lo dai confuso, già è abbastanza confusa tutta la società, se dai confuso pure questo messaggio, non credo che poi loro possano discernere quando partono da una cosa e rischiano di arrivare ad altre. Purtroppo oggi è la chimica che è entrata in ma campo. per ragazzo È c'è entrata in poco, campo. infatti. Sì, ma non era, ragazzi, no, non era uno no. spinello, No, lasciamo perdere Spinelli. Oggi c'è ad esempio queste pilolette che ti danno, quello sì. che ti danno in certo. discoteca, dopodiché Quello che sì. cosa ti danno? Certo. Che effetto ti fanno? Qualcuno vuole intervenire? Vedo tre Sì, ragazze parlate, giovanissime. Voi che vogliono- prendete pillole, Allora, dicevo, allora, volete- chi è che no. vuole intervenire? Chi vuole no, intervenite, tranquilli, intervenite. Venite. Ecco, c'è un ragazzo che si è appena fatto una canna. Allora, no, scherzo, dai. Seconda fila, ti strappo il permesso lì. 10 secondi, quella è la prima. Eccola, l'ha Eccola, beccata. alla 20ª arriva al volo. Mi fa morire, Sasà. No, volevo semplicemente dire che era una cosa diversa, perché quel ragazzo poi si è scoperto che non era fumo. Esatto. E che comunque sia Era crack, veramente no? c'è questo accanimento quando poi si dice che dalle canne si può arrivare alla cocaina, cioè per me è una cosa eccessiva. Tutto qua. Ma io non credo che sia eccessivo. Cioè, Io... non necessariamente, No, anche non lei ha necessariamente, detto che ho per capito. esempio a 15 anni E ha anche- fumato il suo spinello. Però e non è io andata Sì, avanti. però, Non è andata no, avanti. però voglio dirti una cosa, scusa, è vero, non è mica un automatismo indispensabile,
però io credo che sia per molti una premessa inevitabile. Se guardiamo persone che hanno comunità di tossicodipendenti, dicono la stessa cosa, cioè dicono che questo è sempre la premessa, è comunque una premessa da cui tu ti puoi fermare, ma in termini educativi noi dobbiamo dare un messaggio chiaro. Il ministro dell'Interno aveva chiesto controlli nelle scuole, il ministro della Sanità ha chiesto controlli nelle scuole, io sono d'accordo, li facciano i controlli nella scuola. Io addirittura in Parlamento ho presentato una proposta di legge per fare un controllo ai deputati, perché scusate, si parla tanto di cocaina, si parla tanto di cocaina, si parla tanto di cocaina, si parla tanto. Ci sono delle categorie dei pubblici ufficiali che hanno l'obbligo di fare questo esame. Allora io dico, tutti i parlamentari lo facciano, chi non vuole sottoporsi a questo esame dica chiaramente che non si sottopone, poi stabiliamo una bella pubblicazione e si saprà che il signor Pinco Pallino non si è voluto sottoporre a questo controllo, perché non ci può essere l'obbligatorietà per la privacy. Però è passata una legge. Aspetta, parliamo una alla volta. No, i risultati non si sono visti perché la proposta di legge è lì. No, è stato fatto un esperimento del genere dalle Iene. Signorina. No, non è la stessa cosa, non però abbiamo visto i risultati. Ragazzi, mi sembra di essere a Ballarò. Scusate, non è la stessa cosa se uno ti ficca un tampone mentre passi per la strada. È la stessa cosa, perché tanto il controllo, allora uno si prepara al controllo, non si droga per tanto tempo. No, signorina, perché il controllo non devi spiegare quando c'è. Esatto. Il controllo lo devi fare secondo dei criteri che non consentano di avere la prevedibilità. Certo, io dico sempre, io ho la coscienza, se adesso mi arrivasse uno col tampone, io direi tamponami quanto vuoi, perché anzi, guarda, se me l'avessero chiesto 15 anni fa, 20 anni fa, ti tampono, no, perché io ho la violenza, la violenza non voglio, no, è perché 20 anni fa c'era la coscienza sporca. Ho capito, però scusami, vabbè, è così. Qui stiamo scherzando, qui stiamo scherzando e giustamente si deve scherzare, però io credo che tu sei una persona pubblica che hai detto, e lo hai ripetuto anche adesso in questo momento, pubblicamente di una tua esperienza, che credo dovrebbe servire a tanti giovani che capiscono come alla fine nella vita ci possono essere anche dei momenti di sbandamento, però che bisogna riprendersi dando un messaggio positivo, ma il messaggio positivo non può essere quello della tolleranza alla droga. La tolleranza alla droga deve essere zero, perché è un disvalore. Lo Stato non può essere uno Stato etico che ti dice il bene e il male, perché questo è uno Stato totalitario. Però viva Dio, non può essere nemmeno uno Stato indifferente a tutto, che fa passare tutto, che consente tutto e che non stabilisce mai che c'è qualcosa di sbagliato, perché sennò i nostri giovani vanno allo sbando. Però adesso non vorrei essere banale, populista, quelle robe lì che si dicono, però siamo sempre là, siamo sempre il solito discorso. Io sono convinto che lo Spinello, fatto una volta ogni tanto così, è al pari del whisky che è illegale. Perché deve essere legale il whisky, allora? Ma infatti, guarda, un'altra grande questione che c'è oggi incredibile. È l'alcolismo. È l'alcolismo, è una questione bomba. Quella è una questione Ci bomba, sono moltissimi alcolisti oggi, molto più di quanto si creda ieri, e nessuno parla dell'alcol, si parla solo della droga. Esatto. Ora non è che dobbiamo fare tutte le crociate, però indubbiamente anche il tema dell'alcolismo è un tema di fondo. E comunque devo dire che l'abbiamo toccato sul vivo, era un po' così tranquillo, è partito. Sì, giusto, qualche l'argomento. No, sono partito perché quando uno ha una figlia di 3 anni, penso che sia immune a questa questione, ma una figlia di 15 e un'altra di 17 e che ti dicono papà, le Spinelli se li fanno tutti. Francamente io dico, ma se li fanno tutti cosa significa? No? Cioè, di cosa stiamo parlando? Dico speriamo, perché io, voglio dire, però il fatto che ci sia questa assuefazione, che è un po' anche il discorso che sto cogliendo negli sguardi dei ragazzi che mi stanno guardando lì, in fondo... No, quello è perché lei è bello. Va bene, adesso quando tua figlia è un po' più grande mi viene a dire... No, già lo so già. Cioè io ce n'ho una anche di 14 a casa. Vabbè, allora il problema, sei già... sì, abbiamo già affrontato il problema. Io purtroppo adesso vi devo interrompere perché il direttore democristiano di Rai 2, Sergio Valsania, ci dice che dobbiamo mandare la pubblicità e poi sta arrivando direttamente da Las Vegas Harry Cifiello e adesso vi scioccheremo. Allora, attenzione, pubblicità. Vai.
Quando eri piccola la tua mamma proteggeva la tua pelle con Fissan. Anche adesso che sei cresciuta la pelle ha bisogno di protezione. Ecco perché dai laboratori Fissan nasce Fissan Family, la linea di prodotti che grazie ai suoi ingredienti naturali e agli elementi essenziali restituisce alla tua pelle e a quella di chi ami la sua protezione naturale. Di generazione in generazione. Fissan Family, dove abita la protezione. Activia funziona anche in vacanza. Prima in vacanza avevo problemi di irregolarità perché cambia quello che mangi, cambiano gli orari, cambia il bagno e cambiavo anch'io. Ero sempre a disagio e di cattivo umore. Poi ho provato Activia e dopo qualche giorno mi sono sentita meglio, meno gonfia. Activia aiuta la tua naturale regolarità. E adesso le mie sono vacanze vere. Vivi le tue vacanze con i nuovi Activia 01. I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yeah. Hey, that's no way to say goodbye. C'è una rete di agenzie immobiliari che ti fa sentire subito a casa tua. Pirelli Refranchising, se vuoi sentirti a casa. Uffa, oggi sono proprio elettrica. Sarà che mi devono arrivare. Poi arrivano e almeno un problema con l'Ines Seta Ultra l'ho risolto. L'Ines presenta nuovo Seta Ultra Zone Più, la protezione in più nelle zone in cui serve di più, al centro e sui bordi. Una sicurezza in più nei momenti in cui serve di più. L'Ines Seta Ultra Zone Più. Prenditi la tua libertà. Anche se spazzoli, la placca si sedimenta dove non puoi arrivare. Dopo lo spazzolino aggiungi Listerin ed elimini il 56% di placca in più. E tutta la bocca è davvero pulita. Listerin, l'unica bomba per la tua igiene orale. Sarete mica francesi. Italici. Peroni, dal 1846, semplicemente perfetta. A 9 donne su 10 brilla il sorriso. È Finish Quantum. Abbiamo migliorato la sua formula e ve lo dimostriamo. Non si scarta. Prima la polvere Quantum rimuove lo sporco, dopo la Powerball lo spazza via e il gel garantisce un risultato imbattibile. Finish Quantum. Nessuno è superiore in pulizia e brillantezza. Finish, l'unico raccomandato dai maggiori produttori di lavastoviglie e dal sorriso di 9 donne su 10. Chiamiamo il maestro Franco Battiato, sentiamo se è sveglio e ci parla, che a quest'ora lui medita, capito? Pronto? Ancora voi? Sì, maestro, siamo noi. Buongiorno. Siete la personificazione della molestia. Siete i professionisti nel dare tormento al vostro prossimo, lo sapete? Okay, sì. Se Polifemo vi avesse visto, pensa si sarebbe accecato da solo. Vabbè, ma non ci dica così, dai. Ma chi c'è con voi? C'è Pippo Baudo, l'onorevole Casini. Non ho capito, qui è... L'onorevole Casini e Pippo Baudo. Ah, Casini lo conosco, quell'altro come si chiama? Zitto, zitto, non ho il nome. Come mai non lo dice, scusi? C'ha paura? Ah, forse ha paura. Va bene. Non sia così cattivo. Chiedo scusa, io veramente pur di non vedervi più, preferirei fare la fine di Pirito. Chi è Pirito? Glielo dica Baudo che lo sa qui. È uno che si chiamava Pirito. Detto così, cioè, no. Pirito si capisce, no? Perché voi non lo sapete chi è? No, non lo allora, sappiamo. nella mitologia greca, Pirito è il re dei Lapiti.
figlio di Issione e di Dia, non lo sapevate? No. Siete veramente ignoranti vabbè, che ci come vuole delle capre, e venne incatenato ad una roccia nell'olcetomba. Ma pensa te. Esatto, ecco, io preferirei stare legato ad una roccia rovente, insomma, piuttosto che parlare con voi. Vabbè, non Voi ci non lo tratta. sapete, ma oggi è il vostro 30 aprile 848. Cosa accadde il 30 aprile La dell'848? famosa carica dei carabinieri a cavallo nella battaglia di Pastrengo. Ho se la capito, ricorda? e che c'entriamo noi, scusi? Ecco, avete fatto una carica sui miei coglioni. ve lo devo dire. benissimo. Ve lo devo dire, purtroppo mi dispiace. Maestro. Maglio! Sta chiamando Sgalambro. Sta chiamando il professore, Sgalambro, professore. Maglio! Professore. Dove hai messo il caffè di Sumatra? Scusi. Il Kopi Luwak, lo conosci? No, cos'è il caffè di Sumatra? Kopi Luwak. E cos'è? Allora si chiama Kopi Luwak e viene preparato in un modo alquanto insolito. Come? Si usano bacche di caffè ingoiate, digerite ed evacuate da un mammifero, il luwak. È vero, Sì, lo so, ma è uno ecco, schifo. detto anche zibetto nano. Senta, ma come evacuate? Le caca, che te devo dire? Vabbè, ma tu fai una domanda. Vabbè, ma non mi suonava strano, mi suonava. Sgalambro ne va matto, li mangia crudi, lo sai? Ah sì, Se ne mette in bocca una ventina e poi li sputa in testa ai passanti. ecco. Certo. Senti, vuole provare una sambuca con la mosca? No, grazie, preferirei vivere. Allora grazie. posso tornare alla mia meditazione? Sì, va bene, che devo fare? Perché devo aiutare Sgalambro a ultimare il suo ultimo capolavoro autobiografico sull'autoerotismo, sa? Capolavoro autobiografico come si chiama? Scusi? Io sono un esperto, ma... Ah, non lo sai? No, come si chiama? Si intitola Non è vero che si diventa ciechi. Vabbè maestro, guardi, allora, solo l'ultima domanda e poi la mandiamo. No, Baldini, piuttosto lei gioca ai cavalli? Insomma, qualche volta, maestro. Allora, le do una coppiata sicura? Sì, qual è? I miei coglioni. Bene, grazie al maestro Franco Battiato. Il professor Sgalambro non Allora, per gli amici che stanno guardando la televisione, cioè stasera, vi faccio vedere una cosa. Guardate, in mano ho uno stivale, in mano proprio bellissimo, con tutto Già in me lo stile vedo. americano. Questo sarà indossato da Mike Buongiorno giovedì prossimo. Guardatelo, che Bella cos'è? sfilata, È una meraviglia. Allora, caro Casini, adesso Dimmi. la porto un po'. È stato mai in America? Sì. No. Certo, sì. per il lavoro, chissà quanto ha girato. Io avevo una cuffia o sbaglio? Sì, ce l'avete sotto la parte nobile, eccola lì, sì. Allora, prima vi abbiamo parlato di questo cantante che è emigrato, tra virgolette, in America a cercare, diciamo così, nuovi lidi, nuove strade, visto che qui in Italia... Ma lui è nato qua. Certo che è nato qua. Allora lo abbiamo qui, Henry Cifiello, buongiorno Henry. Ciao. Ciao a tutti. Allora, dovete sapere che Pippo Baudo è venuto apposta. Pier Ferdinando Casini è venuto apposta perché deve organizzare la festa dell'UDC qui in Italia. A Brooklyn. A Brooklyn? Sì. Davvero? Con Henry Ecco. Cifiello. Con Henry Cifiello, perché sto ragazzo canta in una maniera, devo dire, io quando l'ho sentito, come si dice in Inghilterra, sono rimasto amminghioluto perché sì, perché ha una voce incredibile, e poi soprattutto per come canta. Come mai hai questa pronuncia americana così perfetta? A dirti il vero non lo so. Perché l'accento insomma di Perché Bologna. l'accento di Bologna, in effetti. Di Bologna. Come quello di Casini, in effetti. Come quello di Casini. È Conoscevi grande. Casini? Non lo possiamo L'avevi mai nascondere. visto Casini? No, San la prima Donato volta. lui, Mazzini io. San Donato lui, Mazzini io. Ah, e queste sono Ma le zone. tu sei nato Vicino a Bologna. Mazzini. Bologna, Sì, sì. siamo bolognesi dopo. E dove canti in America? Casalecchio. Capitano dei tour che si fanno a Las Vegas, a volte a Los Angeles, a volte a New York, però Alla grande, ci soprattutto siamo? al Mandalay Bay e al Caesars Palace. Dove al? Mandalay Bay. Mandalay Bay. Quello giallo, non so se avete E presente. anche il Caesar Palace. E anche Caesar il Palace Caesar- è bianco. Ammazza, ma questo qui fa cose importanti. Cioè, ragazzi, cantare al ragazzi. Caesar Palace, quanto costa lì una stanza al Caesar Palace? Non ne ho un'idea, però parecchio, diciamo. Dipende te- dal periodo dei giorni, Ah, però sì. è sempre Ma una tu cosa... dormi al Caesar Palace quando canti e ti È mettono... capitato qualche volta, però Chi ti è ci venuto? lavoro. Senti, chi è che ti ha visto lì? Dei personaggi famosi che Beh, ce magari... ne sono passati tanti. Poi Tipo? finalmente, non si sa come, È venuto Michele è arrivato Torpedine. il mitico Michele Torpedine che C'è il poi Sovaglio. io Vabbè, da ovviamente tanta gente per bene. C'è anche qualche Michele mi sono trovato a parlare finalmente in italiano, dico oh, finalmente Finalmente in italiano, e ho detto tra- ma che mi dica una richiesta da fare, finalmente mi si presenta. Perché ti dico fanno che- le richieste, allora te la faccio Sì, io una sì, richiesta. sì. Allora faccio una richiesta per farvi capire di che pasta è fatto. Prendiamo una canzone famosa, c'è un pezzettino famosissima, c'è un Singing in the Rain, e uno dice beh,
come la canterà, così un po' di swing. E invece no, perché Singing in the Rain può diventare anche un pezzo, come dice Battiato, un pezzo poppi, un pezzo pop, un pezzo pop. Più che Battiato mi sembra De Mita. Ma perché parla così? Sì, un po' Ma questa allora ce la improvvisiamo. È un po' così. Dov'è De Mita? Che fine ha fatto? Nusco. A Nusco. Nusco che? Come Nusco? Avellino, un un paese, sì. Avellino? Allora, non si occupa più di... No, si occupa. Certo che si occupa. Lui si occupa. Dovete vedere, voi non potete vedere, ma la posizione di Casini in questo momento è veramente... Scusami, stavo guardando. Perché lui dice, tanto siamo in radio, non mi vede nessuno, stava proprio... Stasera. Ma è bello, informale, ma scusami, sì. va via. Allora, attenzione, RCFL in una sua versione, un pezzettino, perché poi dobbiamo sentire anche altro, perché sei troppo bravo, io se non voglio... Sentite, Singing in the Rain, RCFL. 1, 2, 3 and 4. I am singing in the rain, just singing in the rain, while the glorious feeling, I am happy again. Happy stormy clouded cheers with a happy sounds in my heart, and I am ready for love, yeah, for love. Let the stormy cloud of cheers, everyone from the place, come on in the rain. Smile on my face. I was down the lane with a happy refrain, singing, yeah, singing in the rain, singing in the rain. Bella voce black, Pippo! Quel gran cornuto di Cremonesi ha cambiato gli accordi per farlo diventare pop, vero? No, l'ho cambiato io, sono sul suo disco così, l'abbiamo preso una nostra colpa, è una mia colpa. No, ma è interessante, per farlo diventare diverso, gli accordi non sono gli originali, quelli di Gene Kelly. Cioè, scusate, sta parlando... E il Pippo nazionale viene fuori sempre. Il Pippo nazionale viene fuori. Pippo se ne è accorto, Adesso ti faccio vedere, ti faccio Così, sentire, con anzi io ti faccio sentire un'altra cosa, un altro esperimento di una canzone famosissima, tutti conosciamo, Every Breath You Take di Sting, la conosci, sì, no? Sì, la conosci? Sì. Senti come può diventare, Sempre pop, come dice De Mita. 1, 2, 3, 4. Every breath that you take, every move you make, every bond you breathe, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see you belong to me? Have a bit on the race with every step you take, every move that you make,
every vow you break, every smile you fake, every time you stay, I've been watching you. Since you're gone, I've been lost with all the trains. I'm dreaming of can only see your face. I'm looking around, but it's you I can't replace. I feel so cold and alone for your embrace. I keep calling, baby, baby, please. Henry Cicchiello. Sono arrivati alcuni messaggi di amici musicisti. Uno mi scrive, un mio amico di Bolzano: minchia che voce. Sembra Will Downing o Luther Vandross, che io manco saccio così. Ah, Luther Vandross. Lo conosci? Mi piacerebbe pure a me cantare così. Pippo, tu riesci a cantare così? Sì. Prova. Sembrava un antifurto. Senti, ma avremmo finito perché abbiamo sforato. Chiamiamo il ragazzo. Ma non ci sono più gli spostati oggi, sai? No, Ce n'è uno solo, sì, credo. Guarda, pronto? Sì, eccomi. Sei da solo, lo sappiamo, Sì. Ma perché sei solo? Mi state facendo... Ciao Pippo! L'hai riconosciuto? Perché sei solo? Sono solo perché il mio compare Massimo Cervelli sta facendo un programma da questa mattina, sempre su Radio 2 con Giovanni Veronesi. Scusa, ti devo interrompere. Allora, è arrivato un altro SMS per Pippo Baudo. 2-0. T'ha fregato, T'ho fregato. Te lo dico. T'ho fregato. Come si dice? Mi fottesti. Te fotti, Senti, prima devo dire che ne pensino, veramente bravissimo. posso Grande, dire grande. che qui ci guardavamo tutti in faccia, come dire, l'espressione era devo dire complimenti. Grazie, Senti, ma lì se ne accorgono che sei italiano in America oppure no? Sì, se ne accorgono perché gli faccio anche qualche bel pezzo italiano. Tipo? Che gli fai? Uno dei miei preferiti solitamente che loro preferiscono è Caruso. Di Dalla? Che noi a Dalla che avremo ospite non so quando. Giovedì. Sì. Posso venire a farla un po'? Dai. Viene anche Casini, vuole cantare? Ma come va bene? Davvero? Sì, Ma non ci date un microfono! Date un microfono! Ragazzi, questa allora, è storica, signore. Scusate, un attimo Dia che Gentili, mi senti? voglio esibirmi con una C'è certa un buco? professionalità. Il buco dove? Sì. Guarda che sei incorreggibile. tu, Abbi Fiorello, la pazienza farai di una brutta aspettare un fine. attimo perché Certo. questo terzetto non l'ho mai visto in non vita c'è mia. buco, non c'è. Signori, siamo collegati. No, vorrei la... Allora, signori, Scusate, Pier Ferdinando no, aspetta un Casini minuto. si gioca la carriera di politico. Vorrei qua questa cosa. L'hai qua? Sì. Ah, vabbè. Chi la comincia? Ma io le parlo. Allora, comincia Casini. No. Qui dove il mare luccica. No, inizia tu, dai. Inizio io. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Fantastico. Facciamo fare a lui che deve. Facciamo fare. Ti voglio bene assai, ma tanto bene sai. Non ho parole. È una canzone ormai
sai. Harry. Attenzione, attenzione. L'onorevole Casini sarà deportato a Sanremo. Le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, Si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò dolce anche la morte. guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. E poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Casini. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. È una canzone ormai, finale, che scioglie il sangue. Chi lo fa al finale adesso? Va Fiorello. Lo fa. Sono già in finale io. Lo fa Fiorello. Nessuno. Allora, battesimo di Henry Cifiello con Pier Ferdinando Aspettiamo Casini. di essere invitati da Cofferati come Saremo bolognesi su blog per tutto il nostro l'anno, show minimo. bolognese. Allora, grazie a Pier Ferdinando Casini. Grazie a voi. Aspetta Henry, aspetta, grazie, devo dire. Sforiamo ancora qualche minuto. Allora, Pippo. Finalmente Casini ha cantato. Scusate, io Pippo, vorrei una sentire raccomandazione, ancora, per Sanremo. nel finale ancora Harry, una cosetta. Cosa ci puoi fare? Cosa avete preparato? Avete preparato qualcos'altro? Una cosa al volo? Ci sarebbe così? un duetto con Buttiglione. Si stanno parlando tra loro musicisti. Uno ha detto Sì. che cos'è? Imagine. L'abbiamo buttata lì. Dai, signori, Come lei si Harry Cifiello, ma io non la so, non so le parole. Tu se mi procurano una cuffia. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Brother of man. Brother of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer. You may say I'm a dreamer, but I'm nothing, only one. I hope someday you will join us, and the world will leave us one. And the world will leave us all. And the world will leave us all. And the world will leave us one. Imagine no percent. Imagine all possessions. Imagine all possessions. Wonder if you can. Wonder if you can. And never greed of hunger.
brotherhood. Oh man, Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer. You may say I'm a dreamer, but I'm nothing only one. Una notizia nel finale. Casini canta una canzone dedicata a Caruso. Caruso di Rifondazione si fa una canna e la dedica a Casini. Allora, adesso non cominciamo. Allora, io direi non fare complimenti a Henry Cifiello. Grazie. Siamo contenti di averti battezzato, tra virgolette, ma sentirete parlare presto, ricordatevi, mettetevi, appuntatevi questo nome, Henry Cifiello, Baudo, se l'è già scritto sul polsino. Bene. Casini? Dimmi. Non c'è Baudo, se l'è scritto sul polsino della camicia, ti dice niente sta cosa? È un uomo di polsino. È un uomo di polsino. Se l'è già appuntato, devo dire ancora... Poi Fiore, c'è Maestro Celso Valli che controlla tutto. Il mio... Maestro Celsovalli, io chiederò l'assistenza di Ballandi per lanciarmi. Ma tutto in chiave bolognese qua, Celsovalli, io lo accompagnerò. Mi raccomando, i comici, perché se adesso faranno le battute su Casini, perché anziché di pensare a pulire a me, vado a Fiorella e Baldini a cantare. I comici lo dicono, perché, ragazzi, perché i comici di oggi sono quelli che ridono di meno adesso, no? Perché sono talmente arrabbiati, è vero. Bravo Fiore, noi ridiamo invece. Una tragedia. Bisogna anche sapere ridere, piangere e ridere. In certi momenti. E la vita è così. In certi momenti, poi in certi momenti. Io sento in certi momenti, mi è venuto. Harry, in bocca al lupo, grazie, vieni a trovarci quando vuoi. Grazie ancora. Un fenomeno, ragazzi, un fenomeno. Abbiamo concluso, io finisco da qua. Vai, finisci da qua, siamo in ritardo. Gentili, scusa per aver... Figurati. Gentile. Fai un saluto bello ufficiale. L'appuntamento, amici della radio, domani alle 13:40, questa sera su RaiSat Extra. Però RaiSat Extra, però noi sforiamo ancora. Facciamo una sorpresa ulteriore, proviamo a chiamare Mike così, diciamo Mike. Diciamo solo che non abbiamo tempo a Mike, dai, Gentili, scusaci, Sì, ma figurati, è tripudio. Ale. C'è pronto lo stacco? Gentile comunque. Attenzione, proviamo Mike. Ma poi quella sorpresa lì, siete riusciti a trovare Totti al telefono? No, perché avevamo Totti al telefono. Ricordiamo, stasera, canale 120, RaiSat Extra, ore 21:30. Ore 21:30. Esatto. Sta suonando, sei in ritardo, perché mi chiami a quest'ora? Avete già finito? Io ho già finito di mangiare. E io sto qui ad aspettare. Sentiamo. Pronto? Mike! Sei in ritardo. Non ho capito cosa hai detto. Sei in ritardo. Non lo sapevo Michael. Sai che sei in TV in questo momento? C'è stasera alle 21:30? Cos'è alle 21:30? C'è Viva Radio 2 in TV su RaiSat Extra, canale 120. Capito? Vabbè, questa sera andate in onda alle 21:30. Su RaiSat, tu ce l'hai il decoder? Certo, allora vi vedrò. Certo, e ti sentirai anche. No, togliete la mia voce perché adesso la prestazione già è fin troppo gratuita radiofonicamente. No, va bene. Se vado avanti in televisione non pensare a questo, dai. Senti Mike, qui non ti posso... io volevo dire che la senti questa voce? Siccome ho visto uno spot in cui tu hai dichiarato che non faccio più il mio mestiere, come ti sei permesso? Non riesco a capire io. Come riesci a capire? Male, hai fatto uno spot con Fiorello dove hai detto ma quello lì ha smesso di lavorare, non fa più niente. È vero, Mike. Chiedi a Mike se l'ha riconosciuto. L'hai riconosciuto? Non capisco niente. Non c'è un buon collegamento. Ma come Mike, hai fatto un collegamento, hai fatto tu uno spot con Fiorello, quelli famosi, insomma, non si può dire chi.
E a un certo punto ha detto, ma io chiamo un altro e tu dici, ma quello lì non lavora più, non fa più niente, si è ritirato. Ah, allora è quello lì che non lavora più che Disgraziato! Pippo Baudo! Non so chi è stato. No. Figurati, È stato era una Mike. battuta. È Ma non stato lo sai che Casini! È stato Casini! L'ha fatta lui! Noi improvvisiamo quando facciamo questi lo spot. so. E quindi quello che viene in mente sul momento lo si dice e tra l'altro è servito per farne parlare. Certo, Noi siamo certo, molto certo. contenti, anzi parlavo poco fa Fiorello con la direzione di quei signori che ci fanno fare questi spot e mi hanno detto che a ottobre faremo una nuova serie. Che bello. Grazie che tu me l'abbia detto. Meno male. Senti Mike. C'è Baldini? C'è? Sì, Baldini ci è qua. sono, Mike, buongiorno. Senti, hai scommesso ieri su Franchi? Su? Con chi? Franchi? Che è un cavallo? Ah, Franchi Dettori. Sì, appunto. sì, ci mancherebbe. Era perso Allora, sicuro. non è andato molto bene. No, ha vinto infatti il è Roma. quello. Il problema grosso è quello. sì. Sapevo io. No, una l'ha Mike vinta. è venuto apposta. Mike, ascolta, È Mike. arrivato secondo, Franchi, non è che è andato malissimo. sì, Una volta seconda e poi l'altra l'ha vinta. Lo so, sì. E lui ha giocato quando ha perso. No, quando è arrivato Mike, secondo. Mike, scusa Mike. Dimmi, più Sai forte? Mike! Sì. Abbiamo un politico qui, lo sai? No, E non lo vedi, vedo. e infatti noi lo vediamo. Che... Un politico? Sì, è qui. Ti faccio salutare, vediamo se indovini chi è dalla voce. No, io sempre il quiz. Senti. Ciao Mike. È difficile. Ciao così. Mike, come stai? Sì, ma con una voce così. Con una voce così. Bella Così voce. breve, non so. È un che politico del centro. Che di cosa Bologna. devo dire? È politico del centro di Bologna. È stato presidente della Camera. Ho avuto modo di conoscerti con tua moglie. Ah, ma questo è Casini. Ma figurati. Dai, Casini, mi metto in ginocchio e... Addirittura sui ceci. Sì. Casini, l'uomo più bello Vedi? dei politici che abbiamo. Una voglio dire. persona veramente seria. Non è per che ha dei bene. concorrenti, voglio dire. E io lo ammiro. Grazie, un bel grazie. uomo veramente. Come si chiama quello con i baffetti? Quali? Mi piace lui. Quello con i baffetti? Con i baffetti D'Alema? Bozzi, no, Bozzi. Quello con i Bozzi, baffetti è Bozzi. D'Alema. No, quello con i baffetti. Ah, Mussi. Mussi. Sì, perché a me Mussi, se io me lo immagino con la tuta blu e il maglione rosso sotto e Mario Bros. Dai. È vero. Vabbè, comunque adesso volevo complimentarmi ancora con Casini perché veramente è un personaggio straordinario e penso che abbia anche un grande avvenire nel campo della politica negli anni che verranno. Ti ringrazio di aver precisato il campo della politica perché mi hanno appena fatto esordire come cantante, per cui Ma con tutti grazie. questi complimenti perché non avevo aperto. con No, ma tutti questi Mike- complimenti nei tuoi confronti si gioca la carriera questo qui. Allora, una sorpresa, coraggio signori, enorme. scusate, ho una sorpresa per tutti voi e anche per Mike. Ho una Cioè? sorpresa, guardatemi tutti, gente che lavorate con noi, tutti, è importante. Allora, c'ho una sorpresa che l'ho scoperta per caso, lui l'aveva detto ma non ci avevo creduto, lui aveva detto una cosa, io in passato ho fatto il radiocronista per la Box. È vero. Guardando la TV per caso l'altro giorno vedevo Sfide e c'era un incontro del 1800, credo, Sì. non so che cosa, un incontro tra Rocky Marciano e Lewis. Allora, ce l'abbiamo il pezzo? È qui? Si può far sentire? Allora, da casa stasera lo potranno vedere, ma sentite questo commento. Ecco Marciano che cerca di prendere vantaggio del colpo col quale ha messo al tappeto Lewis, però Lewis si appoggia alle corde, sta cercando di evitare e Lewis è caduto e si è appoggiato completamente contro le corde, quasi stava per cadere fuori del quadrato. Signori, era Mike Bongiorno! Bravo! Sei tempi. Bravo Mike, bravo. Sei tempi. E tu commentavi questi incontri, Rocky Marciano Lewis, incredibile. Beh, ero diventato molto amico di Rocky Marciano. Ma dai, veramente? Sì, perché lui poi, sapendo che io dovevo venire in Italia per fare dei documentari, mi ha dato l'indirizzo del paese dove c'erano i suoi antenati e dove penso forse era nato anche lui, nel sud dell'Italia, e sono andato lì a portare i suoi saluti. Hai fatto bene. Senti No, ma Mike. io ero diventato molto amico dei pugili perché
quando c'erano questi grandi incontri io avevo la possibilità di stare proprio a lato ring e sentivo di fianco a me i cronisti americani e cercavo di imitarli, ho imparato da loro a fare questo lavoro. E di box hai imparato qualcosa? Di box no, ma mi sto preparando per affibbiarti un diretto quando ti incontrerò. Allora giovedì noi ci vediamo, lo sai che abbiamo lo stivaletto qui? Avevamo lo stivaletto, ho lo stivaletto. Che stivaletto? È uno stivaletto che tu metterai. No, lo stivale, cioè dello zio Sam. Ah, perché mette lo stivaletto lo zio A Sam? stelle e strisce, Mike. Ah, va bene, bene. Pensate che Mike, quando vide Rocky Marciano, la prima domanda che gli fece fu: Marciano, ascolta, ma tu sei Rocky 1, 2 o 3? Allora, Mike, arrivo mercoledì sera. Mercoledì sera c'è hotel prenotato e l'aereo, quello di Berlusconi col comandante Piccione. No, non c'è nessun Berlusconi. Lo non so. ho mai usato l'aereo di Berlusconi negli ultimi 20 anni. Ah, ho capito. Non c'entra niente, Berlusconi tiene i suoi aerei, noi non suoi, osiamo chiedere. Quanti ne Noi hai? prendiamo l'aereo, lo paghiamo o lo paga chi per qualche ragione. Che devi cacciare. Esatto. Va bene, Mike, ci vediamo giovedì mattina allora, alle 10:30 c'è la fare sfida. un autografo da Casini per me. Sì, ma come cantante o come politico? Come entrambi. E intanto a Pippo Baudo faccio tanti auguri, perché so che adesso a ottobre farà un bel programma. Cosa farai a ottobre, Pippo? Sì, un bel programma. Quale? No, non lo so. Bene, lo so lui e non lo sai te. Li faccio Domenica In, li faccio. Appunto, quindi devi essere contento. No? Sono contento, infatti, sì, sono contento. Guarda, poi faccio un'altra cosa, ma insomma poi. Vabbè, fenomeni. Non lo faccio fenomeni. E quindi noi dobbiamo andare. L'unico fenomeno è Mike. È vero! Grazie Mike! Ciao! Abbiamo sforato di 20 minuti, signori, il record, grazie gentili. Abbiamo fatto dei danni mica da ridere, ma d'altronde era la prima puntata dell'ultima settimana di Viva Radio 2. Prenderemo le misure. Caro Fiorello! Ciao Pippo! Grazie Pippo! Salutiamo per Ferdinando Casini, Pippo Baudo, Mike Buongiorno, Giovanni Galli, tutto il pubblico, Enrico Cremonesi, musicisti, Fiorello! Grazie! Ciao! Appuntamento a domani! Henry Cipiello, il grande fenomeno! Grazie! Quella pancia lì, bambini come Facciamo quella cosa lì sui titoli di coda. No, noi abbiamo finito. Andate di là, ci vediamo di là, eh? Grazie, La facciamo quella cosa dei titoli di coda? La registrate? Buongiorno! Sono le 7 del mattino! Le 7 sono! Il pubblico del mattino, eccolo! Hanno preso pullman alle 5:30, alle 6 per essere qua. Ieri grande puntatona che avete visto anche. Avete visto ieri sera in televisione. Ma c'è stato un inizio folgorante, Sì, questo sì, inizio dei due camionisti gay Sì, che erano stati al Gay Pride. Il Gay Pride, sentiamo un po' che cosa hanno fatto. Sentiamo. Ah, che ridere! Che ridere! Fantastico. Sto ridendo, a mia figlia ho insegnato questo. Le hai insegnato l'astice? Sì, questo è l'astice, si fa con i pollici infilati in bocca e le mani devono fare le chele. Questo qua. Bello. Allora andiamo avanti, poi con che cosa abbiamo proceduto? Grande con che cosa abbiamo processo? La TV calabrese. Con che cosa abbiamo processato? No, facciamo un po' di musica, mettiamo Henry Cifiello. Dai. Henry Cifiello, questo cantante incredibile, dalla voce pazzesca, ieri ci ha cantato 3 canzoni, una più bella dell'altra. Io metterei subito, come si chiama? Every Breath You Take. Every breath, perché breath, sai che vuol dire breath? Respiro. Ciato significa, ciato. Every breath you take, ogni ciato che tu prendi. Every breath you take, cantata. E tra l'altro ospite spettatori d'eccezione in prima fila abbiamo Bozzi con noi. Ciccio Bozzi, eccolo qua, detto Venticello del Sud. Là, Signori, Henry Cifiello. Vai. Bellissimo!
Enzo Chiacuti, Adesso la TV calabrese. No, devo fare, lo so, c'è una notizia un po' cinica, si parla sempre di pena di morte, noi esorcizziamo anche questa, parliamo una notizia perché un condannato a morte chiede di mandare al suo sito internet, è vero, una barzelletta da dire al boia nel momento della sua prossima esecuzione. Questo è stato il suo ultimo desiderio. Per ora la migliore è stata: signor boia, che è sta puzza? Mica lei appartiene a Boia Chi Molla? Incredibile. Mamma è vera. Allora, TV calabrese. La TV calabrese. Vai. Bravissimi, bella. Senti, battuta bellissima quella di ieri, che Casini ha cantato un pezzo di Caruso insieme a Cifiello, che non aveva mai cantato nella sua vita con il leader di un partito politico, quindi facciamo sentire proprio l'inizio quando canta Casini e poi dopo c'è una notizia. Vai. Prego, Casini con Caruso. Bravissimo! E quindi Casini dedica una canzone a Caruso, Caruso di Rifondazione si fa una canna e la dedica a Casini. Ecco. E ora chiudiamo. Franco Battiato, il maestro Franco Battiato. Ma io Franco Battiato. Sentiamo. Bravo Bene, Franco! grazie Franco. Bravissimo Franco. Chiusura con la telefonata di Mike. Pronto Mike? Sì. Bravo Mike! Appuntamento a domani, a domani mattina. Appuntamento a oggi, che poi si vedrà stasera in TV. Oggi c'è Gino Paoli. Sai qualcosa di Gino Paoli? Come no? Quale? Che sai? Sapore. Sentiamo, ora ti dico io cosa fa. Ti dico io, guarda, so già. Appena la fa. Quando ti ho visto arrivare. E allora posso chiudere con questa canzone? Posso chiudere un pezzettino. Quando t'ho vista arrivare. Bella questa. Bella. Bella così come sei. Sto quasi per piangere. Sì, infatti. Non mi sembrava possibile che fra tanta gente che tu t'accorgessi di me. Mi si è cariato l'incisivo. È stato come volare. Vibrato. Qui dentro camera mia. Cambio, Sì. Come nel sogno più dentro di me. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Ora è già tardi ma è presto con Viva Radio 2. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Buonanotte. Buonanotte. Spegnete la luce. Spegnete la luce dopo sta canzone. Sì. Appuntamento a Uè. Ciao. Finita.